Mica la sequenza cambia. No.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore è risorto e ci ricorda anche la sua misericordia profonda, la sua grazia, l'amore che possiamo condividere. È una grazia battesimale in cui ci immergiamo profondamente nel Cristo risorto. Allora, fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risorgere con Lui alla vita nuova. Padre, gloria a te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Gloria a te, o Signore. Cristo, gloria a te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nell'avracco dell'acqua con la parola della vita. Spirito, gloria a te che nelle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la
purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Dagli atti degli prodigi venivano il popolo per opere degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi. Moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendo uno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme correva, portando malati. Parola di Dio. Signore per sempre. Dica Israele, il suo amore per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore per sempre. La pietra scartata dei costruttori. Del giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo. Dal libro dell'Apocalisse. Nel regno della perseveranza di Gesù mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi scritto. E appena voltato vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno. Appena lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto, ma egli, potendo su di me, in sé. Parola di Dio. Alla vittima pasquale si innanzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il tuo legge, innocente ha riconciliato noi peccatori con te. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via la tomba del Cristo vivente, la gloria di Cristo risorto, e gli angeli, mia speranza risorto, e mi ricevi in Galilea. Buongiorno, dovete essere libere. Tribunale di Pordenone, buongiorno, ciao, come stai? La cancelleria dei fallimenti. Se c'è un avvocato mi può fare già un depositate
che possono ritornare giustamente ha sempre precedenza. Perché l'hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: bene hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Avete notato dove sta Gesù? Nella parola che abbiamo ascoltato, Gesù si mette sempre in mezzo. Curioso. Curioso perché se ascoltiamo la parola velocemente ci sfuggono alcuni Viene dettagli. appagata. Sì, Tommaso, che viene chiamato Didimo. Il significato di Didimo sarebbe gemello. Ma noi che siamo figli di Dio non ci accontentiamo di un significato semplicemente letterale. Vogliamo comprendere, vogliamo far sì che la parola di Dio sia trasformativa, ci convence. E quindi osserviamo ciò che accade. Gesù si mette in mezzo e Tommaso è il gemello. Quindi c'è un doppio aspetto da considerare. Tommaso rappresenta quelle che sono le dimensioni anche per noi interiori, il dubbio e la fede. Gesù sta nel mezzo. Ma questo potrebbe anche rappresentare tutta la dimensione dei candelabri che abbiamo ascoltato nella seconda lettura.
le nostre dimensioni interiori, l'opera dello Spirito Santo rispetto alla nostra essenza. Siamo creature che hanno paura, che dubitano di fronte alla vita, ma siamo anche figli di Dio, che hanno la fede, che hanno la speranza e che hanno il coraggio, una volta incontrato il Cristo, di risorgere insieme a Lui. Noi, dove ci troviamo? Ognuno di voi, venendo qui, ha fatto un cammino. Il documentario sui Queen, ce l'hai a Ma un casa. cammino di fede. Guarda, mi è piaciuto un Ha sacco. dei ricordi, delle Sai il modo di esperienze, mandarmene delle qualche persone volta, che sono ha felice. incontrato e che hanno fatto sì che questa fede rimanga accesa, come il cielo pasquale, come questa luce, come la luce dei candelabri. Pregare insieme ci permette di comprendere e di accettare la nostra debolezza, la nostra creaturalità, facendo sì che Gesù si ponga nel mezzo e che, ascoltando anche i nostri dubbi, facciamo un po' come San Giovanni. Abbiamo bisogno di ascoltarli e di guardarci indietro, ma quel guardare indietro in realtà significa anche convertirsi, significa guardare che cosa ci dice Dio. Di fronte a che cosa? Di fronte alle nostre fragilità, di fronte ai nostri dubbi. E se crederemo in Lui, vedremo. Non abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di vivere la dimensione dell'Eucaristia, del rendere grazie. E poi, rendendo grazie alla vita e ai doni che abbiamo ricevuto, quando torneremo nella vita, torneremo da risorti, illumineremo il mondo, comprenderemo le persone che hanno fatiche, come quelle che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo noi. Dio non cancella le dimensioni del mondo, ci permette di affrontarle con uno spirito nuovo e rinnovato, battesimale, immersi nella sua esperienza. Ieri abbiamo vissuto le prime confessioni con i bambini che si stanno preparando alla comunione. È un consiglio che dà valore, che condivido spesso. Ascoltate la parola di Dio, guardate come si muove Gesù, i suoi gesti, le sue parole, e ascoltate quello che dentro di voi fa risuonare queste parole. Vi sentite fragili? Vi sentite forti? Vi sentite pronti a perdonare? Che cosa muove quella parola? Silenzio? Allora bisogna starci un po' e andare ancora più in profondo. Oggi è la giornata anche della Divina Misericordia, seconda domenica di Pasqua. Misericordia. Che cosa significa? Avere un cuore che, oltre al ritmo, mi permette di entrare nella verità del Figlio di Dio. Come si può fare questo? Fermandosi un istante. Fermiamoci di fronte alle cose della vita e mettiamoli in relazione con Gesù. Scegliete addirittura dove lo vedete. Sta alla vostra destra, alla vostra sinistra? Non lo vedete? Non lo sentite più? Fermatevi un istante, ritornando bambini e mettendo di fronte all'altare eucaristico quelle che sono le vostre paure e i vostri dubbi. Dall'altra parte, apritevi alla sua misericordia, aprite il vostro cuore e stupitevi, meravigliatevi. Di che cosa? Della vita, della capacità e della forza e anche solo il passaggio di un'ombra, come diceva nella prima lettura che abbiamo ascoltato, quella di Pietro, tocca e cambia completamente la nostra quotidianità. Oggi la Divina Misericordia ci ricorda anche Santa Faustina Kowalska. È simpatica. E non solo è simpatica, ma condivide con noi quel pensiero che parla di Dio. Ci sono dei momenti nei quali non ho fiducia in me stessa.
Sono pienamente convinta della mia debolezza e miseria ed ho compreso che in quei momenti posso perseverare soltanto ponendo la mia fiducia nell'infinita misericordia di Dio. Poniamo la nostra fiducia nell'infinita misericordia di Dio e quando celebriamo l'Eucaristia e quando viviamo l'esperienza eucaristica e facciamo comunione, facciamola con tutto noi stessi, con quelle due parti che ci corrispondono, i nostri dubbi, le nostre debolezze e la nostra forza, il coraggio di credere in Dio, ricordando di porre Gesù nel mezzo. Che cosa poniamo di Gesù? Questo, meditatelo durante questo tempo di risurrezione. Sia il coraggio, la fortezza, il timore di Dio, lo spirito, la capacità di ascoltare e di comprendere, di diventare consapevoli, di essere misericordia, abbracciare e pronunciare parole che curano la vita dei nostri fratelli. E tutto il resto, per fortuna c'è Dio, allora possiamo stare tranquilli nel silenzio che diventa orante, che parla della nostra fratellanza e viverlo come comunità, come facciamo anche oggi, rendendo grazie a Dio per tutti i doni che ci ha dato. Quella profondità dove si trova Gesù Cristo non se n'è mai andata, è sempre presente dentro di noi e rinnovandola quotidianamente con i sacramenti, chiedendo perdono per i nostri disorientamenti d'amore, ritorneremo a essere in luce per il mondo. L'alternanza con le tenebre ci sarà sempre, ma la differenza la possiamo fare anche noi, partecipando come grazia a questo grande dono che Dio ci ha dato attraverso Gesù Cristo risorto. Spirito e questa luce rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Preghiamo insieme, ascoltaci, Padre. La Chiesa sia nel mondo testimone credibile e coraggiosa della Pasqua di Cristo tuo Figlio. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. I governanti promuovono nel mondo il
pace duratura. Preghiamo. A immagine e somiglianza del Padre, i battezzati abbiano un cuore grande e sempre disponibile al perdono. Preghiamo. Quanti cercano con amore e la verità riconoscono nel Cristo il volto di Dio, che è Padre misericordioso. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, guarisci le nostre infermità e accresci la nostra fede pasquale. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e generati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, illuminando i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della resurrezione di Cristo nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Capo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E ricordati di Dina, di Augusto, di Maria, di Simeone, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Amen.
Sequenza che